Invito per cavalli di 5 anni ed oltre sulla distanza del miglio, sono 7 dopo il ritiro di Zeus Mark. Questo lo schieramento: 1 Blackfire Horse, 2 Ziamé Meclà, 3 Atena del Ronco, 4 Cefalo Jet, 5 Azzolina Rec, 6 Alfredo Dipa, in seconda linea 7 Zilla Font. Pronostico che vede corsa aperta fra la scuderia Ziamé Meclà Azzolina Rec e Atena del Ronco. Vediamo la fase di lancio. È veloce Azzolina Rec, che va a condurre nei confronti di Ziamé Meclà, dunque la scuderia subito nelle prime 2 posizioni. In terza c'è Blackfire Horse davanti a Zilla Font, mentre deve ripiegare in coda Alfredo Dipa, che aveva cercato partenza veloce ma è rimasto in mezzo alla pista. 15,1 i primi 200 metri, ritmo ora moderato, tutti in fila indiana. Poi esce all'esterno Atena del Ronco sul rallentamento imposto dalla testa e avanza al largo. Ha spostato però Ziamé Meclà e così ha fatto anche Blackfire Horse per anticipare Atena del Ronco, che si ritrova così in terza pariglia, mentre ha guadagnato posizione Zilla Font, che si ritrova direttamente in scia ora al battistrada Azzolina Rec, che ha completato i primi 600 metri in 48,2. Al suo esterno Ziamé Meclà, senza ovviamente forzare, i 2 di scuderia nelle prime 2 posizioni, seguite dalla pariglia Zilla Font Blackfire Horse. E così se ne va un altro parziale leggermente più svelto, 15,6, e si arriva così al chilometro. 1,19,7 il tentativo in terza ruota da parte di Blackfire Horse, che scatta a 500 dalla conclusione, viene via deciso, subisce l'anticipo ovviamente di Ziamé Meclà, prova a seguirlo Azzolina Rec. Intanto Blackfire Horse insiste, attacca a 400 dalla conclusione, impegna severamente Azzolina Rec, che prova a replicare. Intanto cede Ziamé Meclà e prova ad avanzare Azzolina. L'errore da parte di Blackfire numero Horse. 1 Blackfire Horse È Zilla Font che sposta squalificato. all'esterno. Zilla Font che prova ad andare all'attacco di Azzolina Rec quando siamo a 100 dalla conclusione. Si avvicina a Zilla Font, si difende Azzolina, ma Zilla Font nel finale agguanta e piega di precisione l'avversario, mentre per il terzo dovrebbe essere Cefalo Jet ad aver preceduto Atena del Ronco, ma ci sarà foto. 1,16,8 il ragguaglio conclusivo, 29,6 a chiudere. La vince di spunto Zilla Font. Andiamo a rivedere le fasi finali con Azzolina Rec che prova a replicare. Zilla Font che guadagna terreno e sul traguardo mette la testa avanti all'avversaria. Zilla Font dunque, Carmine Piscuoglio per conto del signor Gianluca Cortellazzi al training Cenzo Venezia. (7,54), questo dovrebbe essere l'ordine d'arrivo della seconda Arcoveggio, ma naturalmente aspettiamo eventuali fotografie.